Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley alla 10ª puntata di Mega Intersport Sottorete, il magazine che si occupa della pallavolo regionale, e oggi andiamo a tutta B1 femminile naturalmente con un'ospite molto gradita, Elisa Cardani dell'Atomatudine. Ciao Elisa. Ciao. Allora, togliamoci subito fuori il dente, fuori il dolore e parliamo di quest'ultimo turno, quest'ottava giornata di B1 femminile che vi ha viste in quel di Bologna contro la Covemme San Lazzaro. Vuoi raccontarci un po' tu com'è andata? Sì, allora è stata una partita molto intensa perché la squadra appunto San Lazzaro è una squadra molto competitiva, abbiamo giocato bene. E purtroppo però a volte è finita con un parziale di 3-1 per loro e comunque con dei parziali, dei punteggi piuttosto tirati, perché ve li leggo anche per i telespettatori: 25-23, 22-25 il secondo set l'avete vinto, poi 25-19, 25-22, comunque siete state sempre in partita. No, infatti è stata una partita molto equilibrata e in tutti i set, soprattutto all'inizio, siamo stati in parità totalmente. Poi magari verso la fine del set, il set che abbiamo vinto noi, ci siamo un po' staccate e gli altri invece si sono staccate loro. Era uno scontro diciamo diretto, perché eravate quasi appaiate, loro vi precedevano di qualche punto, però eravate lì proprio. Sì. E poi anche una vecchia conoscenza, perché anche l'anno scorso mi ricordo sono stati dei bei duelli contro il San Lazzaro. Sì, diciamo che la loro palestra non è semplice, nel senso che è uno scatolino, come dico io, ci sono le pareti molto vicine e il soffitto molto basso, quindi bisogna essere abituati, quindi diciamo che ha influenzato il fatto che loro fossero in casa e speriamo che ciò avvenga anche nel ritorno con noi. Secondo te cosa vi è mancato in questa partita? Più è stata una questione proprio tecnica, qualche ingenuità, oppure il carattere che non è stato abbastanza deciso nei momenti caldi della partita? No, secondo me è una delle prestazioni migliori che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, quindi dire che è mancato qualcosa in particolare secondo me sarebbe sbagliato. Forse comunque perché l'avversario era ostico. Esatto, un pochino più di incisività a fine set, però diciamo che il nostro l'abbiamo fatto, poi hanno vinto loro e ci sta. Ci può stare. La classifica dice infatti che il San Lazzaro conferma un quarto posto alle spalle del terzetto di testa, con Leali Padova, Trentino Rosa e Baccheri Piacenza nei primi tre posti, distanziati di 2 punti l'uno dall'altro. In questo ne approfitto della tua presenza per commentare un po' anche un risultato un po' a sorpresa, perché questa Baccheri Piacenza, che ha perso con Leali nello scontro per la vetta, diciamo così, ha perso anche in casa contro la Domo VIP Porcia. Te l'aspettavi questo No, risultato? Assolutamente no, penso che non se lo aspettasse nessuno, perché Piacenza ovviamente è stata fatta per salire, con gente che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, tipo Secolo e Nicolini, quindi è una squadra da cui ci si aspetta sempre di vedere vincere. Però si vede che anche a loro capitano partite storte, sbagliate, e non è una cosa positiva per noi, perché comunque gente che dovremmo riuscire a tenere sotto magari in classifica è riuscita a strappare dei punti a queste squadre molto forti. Speriamo che non succeda più. Non è una notizia buonissima, molto positiva, no? Quindi grande bagarre comunque all'interno, proprio in questa classifica, perché le prime 3 sono 23, 21, 19, poi c'è San Lazzaro appunto 17. Diciamo che fino a febbraio forse non si capirà esattamente chi è nella zona playoff. Playoff, mentre per i playout insomma c'è più incertezza. Sì. Ma voi dove state in questa classifica? Dove dovreste stare? Allora, il nostro obiettivo che ci siamo dati sia a livello di società che a livello di staff e squadra è cercare di essere
appena sotto la zona playoff, o ovviamente se più viene meglio è, però come capacità, come è stata strutturata la squadra e come sono state fatte altre squadre appunto del calibro di Piacenza, forse è il nostro obiettivo più giusto. Ti punzecchio leggermente perché l'Atomat è una squadra che fa soffrire un po' i suoi tifosi, perché fa delle cose bellissime, bellissime, veramente delle azioni spettacolari e con un tasso tecnico alto, perché comunque ci sono giocatrici, insomma tu, la Annalisa Sogni, Stefania Papa, insomma delle giocatrici che possono dare molto da questo, anche per lo spettacolo, però ogni tanto qualche vuoto, qualche blackout, come si risolve? Tu sei giovanissima comunque, però hai già esperienza, come si risolvono questi problemi? Ma io sono convinta che la sicurezza in campo la si trovi attraverso la tecnica, e quindi un allenatore che ho avuto e che stimo tantissimo mi diceva sempre: quando sbagli affidati alla tecnica. E quindi ovviamente per chi è giovane o avendo magari meno possibilità di lavorare tante ore in palestra, questa sicurezza non la si ha sempre, e quindi secondo me si perde un po' il filo, diciamo, sì, del discorso, magari del gioco, ancora non è facile, anche perché insomma avete cambiato una diagonale importante che è il palleggio opposto, con l'arrivo di Guidi e l'arrivo di Mascherini, che comunque mi sembra si siano ben integrate nel gruppo. Sì, assolutamente. Tranquillamente. Sì. E quindi magari all'inizio c'è un po' da ingranare. Sì, cioè appunto come dici tu è una diagonale importantissima, il palleggio tocca tutti, cioè in ogni azione tocca la palla, quindi da lei dipende il gioco, e l'opposto è in teoria l'attaccante che deve mettere giù più palloni, quindi sono due persone importantissime con cui ci stiamo trovando bene, però ovviamente non può avvenire tutto subito. Per dare continuità, certo, insomma, al gioco. E parliamo sempre di B1, rimaniamo nell'argomento per andare a vedere le interviste che abbiamo realizzato alla fine dell'incontro tra Cittafiera e Bruno Premi. Un incontro che si è concluso con la vittoria della squadra di Martignacco con un secco 3-0. Si può parlare qui di rullata perché i parziali dei primi due set sono stati veramente senza pietà per la squadra di Bassano. Allora andiamo a vedere le interviste che abbiamo raccolto subito dopo il match. Siamo con Alessandra Bordon, centrale oggi del Cittafiera Martignacco, una buona partita da parte vostra, molto aggressiva. Sì, è stata veramente una bella partita, siamo riusciti a esprimerci molto bene in difesa, in ricezione, non abbiamo avuto credi di concentrazione, è stato veramente positivo, puntavamo a fare questo tipo di prestazione, onestamente ci aspettavamo una squadra magari che ci avrebbe dato molto più filo da torcere, perché conosciamo il calibro delle loro giocatrici che erano veramente abbondante, ecco. E quindi vincere così bene è stata una grande soddisfazione. Paradossalmente la vostra reazione è nata in quella partita contro la Baccheri Piacenza, penso. Condividi questa cosa? Quando avete veramente cominciato a capire la categoria? Sì, la partita contro la Baccheri è stata una partita che, nonostante il bottino nullo, ci ha lasciato un'enorme soddisfazione, a me almeno, perché abbiamo dato filo da torcere fino all'ultimo punto ad una squadra di nazionali, insomma, e nonostante abbiamo perso. Però veramente il fatto di saper tenere testa a tutto ci ha fatto capire che siamo in grado di fare un sacco di cose, basta mantenere alta la concentrazione, stiamo lavorando su questo giorno dopo giorno. E infatti da un certo punto di vista l'avete vinta proprio sul fattore nervoso, fattore di carattere, non avete mollato praticamente nulla. No, infatti oggi tra l'altro sono venute un sacco di schemi schemi che stiamo provando da un po' di tempo, sono venuti alla perfezione, e quindi chiaramente quando le cose vengono bene si tende anche a mantenere una stabilità molto maggiore, quindi oggi è stata veramente un'ottima prestazione da parte di tutte e quante. Siamo con Atanas Malinov, l'allenatore della Bruno Premi e Bassano. Una partita oggi decisamente per le tue ragazze. Sì, oggi non è stata partita,
abbiamo perso 3-0 nettamente, senza giocare, senza discutere. Quindi bravi Martignaco, che sono stati molto bravi, hanno gestito bene, hanno giocato meglio di noi e meritavano 3-0. Nonostante il 3-0, nell'ultimo set si è vista una reazione della tua squadra anche grazie ai cambi che hai operato, però non si è concretizzata a causa di alcune ingenuità, forse dovute alla giovane età delle ragazze. Io non voglio creare sempre scuse e alibi di questi giovani ragazzi, perché quando arriva un set esperienza pagano sempre, esperienza devono fare, esperienza non si compra, quindi alla fine questi piccoli dettagli questi ragazzi devono fare 2 campionati di capire, finché non lo fanno non riescono ancora, il problema è quello. Nei primi 2 set grosse difficoltà in ricezione soprattutto, in modo che era difficile anche proprio costruire il gioco da parte di Ofelia Malinov. No, primi 2 set noi siamo stati in spogliatoio e non abbiamo giocato, quindi si è visto che 2 fondamentali battute e ricezione, la squadra non è stata in grado di stare in campo assolutamente. Abbiamo sbagliato tante ricezioni, abbiamo sbagliato tante battute e si vede che la vostra squadra è molto più matura e molto più determinata su questo tipo di gioco. Cercando il lato positivo appunto dell'ultimo set, quando siete stati più aggressivi in ricezione, in battuta, nel fondamentale della battuta, avete davvero messo in difficoltà anche trovando qualche ace, allora a quel punto si è vista una svolta, diciamo, del gioco. Si è visto, ma il problema è che tu devi avere una continuità, non solo ultimo set, anche i primi set, di giocare, di capire queste cose. E finché non avranno questa continuità di fare una partita, non solo a tratti, alla fine è difficile. Approfitto della tua esperienza per chiederti un giudizio, diciamo, su questo girone di B1 femminile, il girone B. Ci sono 3 squadre al comando, ma secondo te la situazione è ancora molto fluida o diciamo queste 3 che sono Trentino Rosa, Piacenza e Padova rimarranno lì fino alla fine, diciamo, più o meno? Secondo me arriva Padova prima, senza dubbio, quindi ci sono un po' partite alti e bassi, ma il problema è chi si salva, quindi questi 5 squadre più mettiamo Coveme e poi chi hanno altra, ci saranno loro primi 3 posti, ma Padova è nettamente più forte di tutti. Siamo con Jacopo Cuttini, un bel dopo partita oggi. Sì, chiaramente siamo tutti molto contenti, siamo molto soddisfatti, prestazione, sicuramente i 3 punti che sono ossigeno puro per noi, uno sconto diretto tra l'altro, siamo riusciti oggi a scavalcare loro, a raggiungere, a superare di 1 punto altre 2 squadre, quindi si lotta, diciamo, abbiamo la possibilità di non farci distanziare ma di continuare a lottare in questo campionato un po' complicato. Una partenza da parte vostra perfetta che anche secondo il mio compagno in telecronaca Ciro Zoratti era stata preparata, cioè una partita preparata meticolosamente da voi, avete proprio colpito nei punti deboli dell'avversario. Sì, noi siamo obbligati a lavorare molto bene in settimana, grazie anche alla collaborazione dello staff, quindi anche e soprattutto dello scouman che abbiamo, Andrea Zampis. E siamo costretti, abbiamo bisogno di prendere, non avendo magari, ripeto, grosse componenti fisiche e tecniche da esprimere per questa categoria qua, dobbiamo preparare al meglio le partite, studiare nel minimo particolare le squadre avversarie e diciamo che quando riusciamo ad azzeccarle tutte le cose poi funzionano bene e nervosiamo abbastanza le squadre avversarie. Senz'altro il fatto di rigiocare, dover tenere su la palla anche quando la situazione sembra disperata, ha innervosito molto le avversarie. In questo caso un po' la fa anche la loro inesperienza, nel senso della giovane età proprio. Sì, noi siamo reduci da sabato scorso, una partita contro una squadra molto esperta, in Montale, a Modena, squadra forte, con esperienza di B1 di tante giocatrici e siamo riusciti lì a rigiocare, a difendere un sacco, a rigiocare 3-4 volte per situazione e per azione, abbiamo innervosito quindi gente che ha ben più anni di noi, ben più anni di questa squadra qui di oggi. E quindi mi rendo conto che riuscirlo a fare anche contro squadre così giovani che magari tirano molto forte e lo stesso non riescono a mettere giù subito il pallone, è chiaro che si nervosiscono.
La scorsa settimana l'hai dato una battaglia, oggi è andata bene, forse anche grazie a quell'esperienza. Il prossimo turno c'è Verona, l'Isuzu, è un'altra squadra alla vostra portata. Sì, diciamo che la nostra portata qui vuol dire tutto e vuol dire niente. Diciamo che è una squadra che sta lottando per salvarsi, anche loro. Hanno due elementi molto forti di esperienza su cui si affidano molto il loro gioco d'attacco in modo particolare. Ha fatto dei buoni risultati con squadre anche forti, ha perso qualche punto magari in giro che ci ha permesso di tenerle magari lì vicino a noi. È uno scontro diretto, lo consideriamo, quindi i punti valgono doppio. Il nostro obiettivo è cercare di continuare ad esprimere questo tipo di gioco qua, le studieremo al massimo anche questa volta qua, cercheremo di difendere tutto l'impossibile e portare a casa almeno un punto, sarebbe veramente l'obiettivo sportivo più importante in questo momento. Allora, ti ringrazio Jacopo, vorrei farti i complimenti dicendoti che è già la seconda volta che mi chiedono ma giocano sempre così bene? È un bello complimento in effetti. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive.
Benvenuti amici telespettatori alla seconda parte di Mega Intersport Sottorete di questa 10ª puntata, e oggi abbiamo una sorpresa. Prima avete visto Elisa Cardani per una prima parte un po' più tecnica ed è magicamente comparsa la sua mamma, che si chiama Grazia, e con lei vorremmo parlare un po' di com'è essere genitore di una ragazza che fa sport per professione. Intanto buonasera e benvenuta. Grazia. Allora, tua figlia è molto giovane, però nella sua carriera ha giocato a Novara, a Urbino, a Castellana Grotte, e insomma poi per finire nel 2011-2012 nella Scavolini Pesaro in A1. Una bella carriera. Quando vi siete accorti di avere una campionessa in casa? Diciamo che ha iniziato prestissimo a giocare e proprio alle scuole elementari, e le è sempre piaciuto molto il movimento. E infatti vedendo era agitata da bambina, sì, non riusciva a stare ferma. E infatti vedendo questo aspetto abbiamo pensato fosse il caso di agevolare questa sua caratteristica, e l'abbiamo portata presto a giocare in squadre anche di ragazze più grandi, perché ci dicevano che si ambientava benissimo, e andando avanti così poi all'inizio il papà l'ha spinta particolarmente, ma poi ha deciso lei tutto. La pallavolo era già presente nella vostra famiglia? Giocava già qualcuno? Assolutamente no, è stata una scelta diciamo dettata da cosa? Pensavate che fosse adatto per lei o semplicemente magari era più pratico perché anche, era vicino? Ecco, molto dall'aspetto pratico, perché vivendo in un paese l'ideale era proprio sfruttare le occasioni, le possibilità che c'erano in zona, e poi vabbè, perché è un gioco che educa molto, io penso, a qualsiasi livello. Sicuramente. Elisa, tu come ti ricordi i tuoi esordi? Cosa ti ricordi? Per esempio io quando ho iniziato a giocare ricordo proprio la prima volta che sono stata in palestra. Tu te la ricordi? Ma in verità io ricordo gran poco e sono dell'idea che tante volte mi capita di avere tantissima voglia di arrivare a un obiettivo, quindi come può essere l'essere arrivata in Serie A o prima l'essere arrivata in Serie B, eccetera, e poi una volta raggiunto questo obiettivo non mi ricordo di essere stata così felice, cioè più che altro la felicità, la tensione di arrivare, di riuscire a... La felicità stava nel viaggio proprio, anziché nell'arrivo, quindi non mi ricordo precisi momenti. Tu hai iniziato a giocare nella Pallavolo Junior Casale. Se cercate sul il sito della Lega Pallavolo Serie A femminile, Elisa Cardani la trovate, e quindi le informazioni sono certificate in questo caso. E poi sei andata parecchio lontano. Come l'avete presa voi in famiglia questa scelta? Abbiamo fatto una scelta proprio meditata a lungo, e poi diciamo che ha vinto la maggioranza, perché la mamma era contraria. Però il papà e lei, pur essendo molto giovane, hanno scelto per tentare questa esperienza, e io ho dovuto adattarmi. A Urbino sei andata, Elisa, che avevi quanti anni? Lì avevo 18 anni, ho fatto 18 anni. Hai fatto 18 anni. E prima a Novara proprio giovanissima? Sì, sono andata in terza superiore, avevo 16 anni, e poi in quarta sono rimasta 2 anni lì. E quando eri ad Urbino dovevi finire le scuole? Sì, infatti vedo che la mamma annuisce il tasto scuola. È dolente, perché ho cambiato un sacco di scuole dovendomi spostare ogni anno quasi, ho fatto 6 scuole in 5 anni addirittura, e ho finito a Castellana Grotte a Bari l'ultimo anno, e quindi è stato... Comunque hai continuato a studiare dopo? Stai studiando ancora? Sì, attualmente sto facendo l'università di psicologia a Torino, però non posso frequentare perché essendo qua riesco a dare gli esami, soprattutto le sessioni estive, quelle di settembre. Grazie, a questo aspetto degli studi è stato uno di quelli cruciali per cui tu eri più o meno contrario.
universitaria, però No, mi sembra... direi che la preoccupazione, tra l'altro sia io che mio marito siamo insegnanti di scuola superiore. Ah, d'accordo. Però la preoccupazione maggiore era proprio a livello umano, in generale la crescita della ragazza. Poi per quanto riguarda la scuola, per fortuna è andato tutto bene. Certo abbiamo sempre cercato di non mettere la cosa in secondo piano, agevolandola ma anche chiedendole gli sforzi, l'impegno che poi ha profuso. Certo, e comunque mi sembra che insomma ce l'ha fatta a coniugare studio e impegno sportivo. Sì. E tu Elisa, quando hai capito che sarebbe diventata la tua professione, almeno per un certo periodo, perché affronti la pallavolo come un impegno professionale? Beh, a Novara, quando appunto ci sono andata in terza superiore, lì era un ambiente in cui venivano cresciute le giocatrici, le ragazzine, proprio per cercare di farle arrivare. Quindi il sogno di tutte era proprio quello, di poterlo fare come professione, di fare una cosa che ci diverte, magari anche essere pagate, e quindi lì diciamo che mi è entrato in testa definitivamente. E poi sicuramente credo che l'aspirazione di tutti appunto sia poter fare il lavoro che ci piace, quindi una volta che avevo capito che nella pallavolo potevi dare qualcosa di importante, esatto, ne hai approfittato. Esatto. E in questi ambienti, tu hai detto a Novara, queste ragazze erano già indirizzate verso una carriera professionistica o comunque insomma era la crème della crème della zona, insomma una squadra importante. Quanta competizione c'è all'interno di un gruppo del genere? Ce n'è anche per ragazze così giovani oppure comunque si riesce a instaurare un rapporto più cameratesco? Ma secondo me competizione ce n'è, ma è molto sana, nel senso che finché si è nelle giovanili soprattutto, più che altro si pensa cioè non è che si pensa, viene automatico il divertirsi, il giocare divertendosi, e quindi competizione sana nel senso che in questo modo si riesce a dare il meglio di sé. Però non mi sono mai trovata male né io né le mie compagne dovendo magari competere per un posto. Sì. E invece sugli spalti tra i genitori c'era un po' di competizione, ovvero non dovrebbe esserci perché sono i ragazzi che giocano, però come hai vissuto il ruolo di spettatrice proprio di tua figlia? Sicuramente ci siamo appassionati sia io che mio marito con lei e con l'altro figlio che ha anche sempre fatto molta attività sportiva. Per fortuna no, non abbiamo mai avuto discussioni o qualcosa da dire con gli altri genitori a livello di competizione. E però succede di sentirli, è innegabile, sì, succede certo, di sentire però abbiamo comunque... è giusto che si mettano in primo piano le ragazze, i ragazzi che giocano e non si si abbiano pensieri spiacevoli inutilmente. È estremamente corretto, anzi dovrebbe essere d'esempio, perché qualche volta insomma sugli spalti si sente un po' che diciamo valicano un po' il segno, e quindi questo assolutamente non si deve fare perché sono i ragazzi che devono giocare in prima persona. E a proposito di prima persona vorrei far emergere anche un po' il carattere di Elisa, perché voi la vedete così sorridente e carina senz'altro, però queste esperienze qui hanno forgiato anche il tuo carattere, immagino. Sì, sicuramente. Tra l'altro quando prima mi hai chiesto quando hai capito che la pallavolo potesse diventare una professione, secondo me una volta che capisci che hai fatto tanti sacrifici, ti rendi conto che devi cercare in qualche modo di farli fruttare, perché sennò sono stati fatti per niente. E di sacrifici effettivamente ce ne sono stati sia a livello di scuola, perché comunque io mi diverto a cambiare compagni, mi divertivo abbastanza, però
non Era è un po' proprio era semplicissimo. un po' faticoso. Sì, poi mi sono trovata sempre benissimo, però effettivamente già quello è un sacrificio, e poi soprattutto stare lontano dalla famiglia, che è il sogno di tutti i sedicenni, poter andare via, perché è come essere in gita sempre. Infatti le mie compagne mi dicevano: ah cavolo, ma tu puoi tornare quando vuoi, eccetera, però poi a lungo andare pesa. Non è proprio così, anche perché immagino non potete vedervi tanto spesso, magari adesso sei più grande, comunque però specialmente da piccola gli allenamenti sono ogni giorno. Sì, ogni giorno, poi il weekend si gioca, quindi non c'è neanche la possibilità di tornare a casa, tranne appunto magari i rari weekend liberi quando c'è lo stop del campionato o a inizio stagione quando non c'è ancora il campionato. E Rare quindi occasioni. adesso, oltre che oggi, quando riuscite a vedervi? Adesso c'è Natale vicino, per cui ci vediamo tra poco di nuovo, per fortuna, e poi dobbiamo avere tanta pazienza, ci sentiamo spesso. Adesso poi ormai siamo anche, lei è diventata grande, quindi il problema maggiore era quando era piccolina, con 16 anni, 17. E chiedo sempre ai telespettatori di immaginarsi un po' come deve essere proprio anche la vita quotidiana di una ragazza che sta lontana da casa. Com'era la tua vita quotidiana quando eri lontana da casa, e magari l'esperienza che stanno facendo magari alcune atlete di Chions che sono andate a giocare alla Foppa Pedretti, come Gaia Moretto, oppure Dodorico, che fa parte della nazionale cadette ed è attualmente al centro Pavesi. Com'è questa vita proprio in senso pratico? In senso pratico è scuola, palestra, e poi quando si è a casa si è con le proprie compagne, coinquiline, quindi ci si sostiene sempre nei momenti di difficoltà e ci si divide i compiti, nel senso c'è chi lava i piatti, c'è chi pulisce casa, eccetera. E quindi si impara subito a essere autosufficienti. Delle donnine di casa, sì. E adesso qua a Udine con chi stai? Allora, io sono con Annalisa Sogni, Ci facciamo già da proprio 2 anni. delle ragazze del lato, però mi piace un po' che si crei questa atmosfera un po' anche familiare, perché insomma Udine è una piccola città dopo tutto. Sono con Anna Sogni e già da 2 anni, quindi ormai siamo coinquiline. Coppia rodata. Sì, rodate. E poi quest'anno si è aggiunta Mateja Petejan, un'alzatrice. Ricordo, anche lei giovane, comunque sì, vicino che a dovendo casa. fare l'università qui ha voluto un appoggio, pur essendo di Gorizia, quindi abbastanza vicina, ha preferito fermarsi qua durante la settimana. Sì. Allora, adesso siamo proprio arrivati alla fine di Mega Intersport Sottorete, è un po' atipica questa seconda parte, però mi ha fatto piacere averti ospite, grazie. Grazie. Grazie, ci rivediamo alla prossima puntata, grazie a voi. Elisa. E prima di darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Mega Intersport Sottorete, vi ricordo di rimanere in contatto con noi consultando sempre il sito www.fvgsportchannel.com per rimanere informati sulle dirette web, e ne approfitto anche per dire che seguiremo proprio l'Automat nel prossimo fine settimana. Allora adesso è proprio tutto, grazie ai miei ospiti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.